Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, anche perché quando il vicino di casa è bravo, buono e tutto, ma quando si arrabbia sono dolori, cantavano Eli e le storie tese.
più facile trovare casa e poi con l'arrivo della fibra ottica era possibile continuare a lavorare. Io ricordo che feci un documentario per la radio, sono stato a Santa Caterina allo Ionio, dove Valeria Barizza insieme al suo compagno vivono tranquillamente la loro esistenza, hanno tutti i servizi. Poi mi ricordo che ci siamo trovati al belvedere di questo paese, c'era questa villetta proprio sul belvedere, dice qui c'è un amico nostro che è venuto a chiudersi qua da Roma, tanto lui con la fibra ottica può continuare a fare tutte le pratiche, a lavorare perché è un commercialista e così via. Allora la domanda è, immagino che almeno questo servizio a Campana ci sia, però cosa manca per rendere attraente questo paese? Perché scappano? Innanzitutto, allora, ci sono intanto motivi contingenti dovuti sia alla situazione sanitaria sul territorio e sia infrastrutturale. I comuni classificati ultraperiferici come Campana sono quei comuni che hanno una popolazione over 60 superiore al 30% e con una distanza di percorrenza dal primo ospedale di oltre un'ora. Campana si trova in questa situazione, già questo fa capire come sia difficile mantenere la residenza su un territorio in cui il primo ospedale è utile, è vicino e a oltre un'ora di distanza. Facendo conto anche che le strade provinciali che insistono sul territorio purtroppo sono manutentate in maniera approssimativa. Ciò comporta che diventa davvero difficile per una persona che subisce un infortunio, se non un evento sanitario ben peggiore, raggiungere l'ospedale nei tempi utili. Questo è probabilmente il primo motivo per cui si abbandonano queste realtà. La seconda è sicuramente la mancanza di prospettive lavorative, perché purtroppo mancano le politiche incentrate sulle aree interne da parte del governo centrale da ormai troppi anni. È vero, il Covid poteva essere una grande occasione, noi abbiamo fatto il possibile al riguardo, dando più punti internet gratuiti nelle zone del paese. Poi abbiamo realizzato la fibra ottica su tutto il territorio comunale. Qualche ritorno c'è stato in realtà, però poi abbiamo notato che le aziende hanno smesso di lasciare i loro dipendenti smart working, molte hanno deciso di farli rientrare nelle proprie sedi naturali e questo ha comportato che il smart working non prendesse piede per come si era immaginato. Quindi questo è uno dei punti salienti. Il secondo un altro dei punti salienti è anche la possibilità di dare nuove prospettive lavorative per questi centri delle aree interne, soprattutto quelli che vengono classificati marginali. E al riguardo mi duole dire che purtroppo la situazione in questi piccoli centri è andata sempre peggiorando dopo che vi è stato il blocco del turnover dei forestali. È vero che intorno ai primi anni 90 questa legge fosse necessaria perché è spesso un andazzo assolutamente da denigrare, perché come si suol dire uno lavorava e gli altri guardavano. Però purtroppo questo a lungo andare ha causato anche una perdita di popolazione in questi centri. La forestazione è uno dei temi più caldi, perché questo comporta anche una cattiva manutenzione del territorio. Basti pensare che dopo il 90, nella nostra regione, soprattutto nelle zone che insistono rispetto al territorio sulla costa, vi sono state tre diverse inondazioni, una a Crotone, una a Soverato e una a Rossano, l'ultima nel 2015. Dovuto al fatto che la montagna scendesse perché non vi era la tutela del territorio a monte e questa mancanza di cura del dissesto idrogeologico ha causato tutte queste alluvioni sui paesi costieri. Quindi dal mio punto di vista è fondamentale che venga ripreso in mano dal governo centrale il tema della forestazione, anche perché può essere adesso diventare un importante indotto economico per chi vuole investire. Abbiamo talmente tanto materia prima sul territorio
che mettere in circolo questa economia potrebbe risollevare tutti questi territori delle aree interne. Ecco, però io penso anche un'altra cosa, visto che avete anche questa, perché il signore con cui sto parlando, se permettete, è un ingegnere, quindi sa bene quello di cui noi stiamo parlando a livello tecnologico. Ecco, siccome appunto avete la fibra ottica, vi siete dotati di tutta questa roba qua, oltre alla forestazione, oltre al ritorno dei forestali, eccetera, eccetera, ma non potreste diventare per esempio attraenti, attrattivi per delle potenziali start-up? Voi potete fare qualcosa, per esempio, a livello di tassazione comunale? Sì, assolutamente, su questo noi siamo molto ben disposti, infatti noi cerchiamo di avviato solo nell'ultimo anno 15 nuove attività. Nella scorsa annualità ne abbiamo avviato 10 e 3 anni fa 8. Quindi le nuove attività sul posto ci sono. Rimane l'utenza da servire perché purtroppo andando sempre più via gente diventa rischioso investire su questo territorio e quindi bisogna affacciarsi su altri mercati. Questo è un problema che l'imprenditore calabrese deve prendere coscienza, cioè non limitarsi solo al mercato rionale, definiamolo, ma affacciarsi verso il mondo esterno. E soprattutto in questo periodo di crisi economica che si sta vivendo, secondo me puntare su attrattive peculiari dei territori può essere un valore aggiunto, che soprattutto in materia di dazi che si ascoltano adesso, considerare i prodotti italiani delle eccellenze e valorizzarli come tali potrebbe diventare un valore aggiunto dal punto di vista dell'economia nazionale. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo già dentro questo sistema delle start-up. Adesso però abbiamo bisogno anche di creare un indotto lavorativo su altri settori. Quello della forestazione potrebbe essere uno, ma ce ne sono tanti altri che vanno valorizzati. È normale che vi faccio un esempio per capire come funziona adesso il mercato da noi. Allora, noi abbiamo 100 aziende zootecniche nel mio territorio. In queste aziende zootecniche solo 2 fanno trasformazione del prodotto. Se si continua a incentivare l'economia del posto solo con i premi comunitari sui capi di bestiame e invece non si valorizza la produzione del prodotto, la trasformazione del prodotto, il mercato rimane fine a se stesso, nel senso che preso il premio comunitario si cambia così, però non si va avanti da un punto di vista della crescita del territorio. Bisognerebbe puntare piuttosto a valorizzare, a premiare chi trasforma il prodotto, secondo il mio punto di vista, perché in quel modo crei l'indotto lavorativo. Però io osservo una cosa, sindaco. Vabbè, io sono un po' più a sud in Calabria, del resto si è sempre il sud di qualcuno. E io, per esempio, ricordo che qualche anno fa c'è stata la richiesta da parte dei comuni del Poro, se non sbaglio, di Monteporo, della DOP per il pecorino di Monteporo, oppure ancora per i fagioli, se non sbaglio, di Maglierato, una cosa del genere. Voi, per esempio, che tipo di prodotto potreste spingere con la DOP? Noi in realtà stiamo facendo la deco per i prodotti derivanti dalle api, quindi su quel punto noi stiamo procedendo sulla deco. Per quanto riguarda i DOP, noi abbiamo uliveti soprattutto, ma abbiamo anche un'azienda di trasformazione dei prodotti del sottobosco che è molto importante. Quindi da questo punto di vista non c'è difficoltà, però la difficoltà che io noto è che se il vino Girò è riuscito ad avere la DOC CG, mi sembra che si chiami, solo adesso, Sì. eppure il vino Girò è un must in Calabria per quanto riguarda la produzione alimentare. Andare a ottenere la DOP per prodotti più di nicchia diventa ancora più difficile. Questo è qualcosa che andrebbe studiato bene per poter rendere attrattivo
il prodotto di nicchia del piccolo paese nel contesto generale, diciamo. Sindaco, una domanda un po' cattiva, ma necessaria. Tu dici, io ho un sacco di abitanti over 60. Over 60 significa che sei più un sindaco o una badante? Di che cosa c'è bisogno in paese? In paese, il sindaco di un piccolo paese fa il badante, lo psicologo, il facilitatore, il mediatore, il dirigente, a volte l'impiegato, qualche volta sporadica l'operaio e infine il sindaco. Quindi in un contesto del genere deve essere multifunzionale un sindaco. È normale che... Dimmi. No, dico, ma quindi quando la sera tu torni nel tuo ufficio e ti trovi davanti Mattarella che ti guarda dalla foto, che cosa gli dici? Intanto Mattarella lo ringrazio sempre perché comunque è una garanzia per tutti noi e ci sta dando comunque una speranza in questa terra martoriata. Dico che per me è sempre un onore, nonostante ormai sia arrivato al 10° anno, per me è sempre un onore essere al servizio dei miei cittadini e questo per me è la mia più grande vittoria, nel senso che mettermi al servizio della mia comunità per me era il sogno da bambino che ho realizzato. E questa è una bella cosa, e del resto appunto nei paesi è bello perché di solito sono il sindaco, il parroco, il farmacista, credo ce l'abbiate il farmacista, e il maresciallo dei carabinieri a rappresentare le autorità. Sì, esattamente così. È bella questa Italia a torto chiamata minore, però allora la domanda, io ieri commentavo questa notizia che è stata pubblicata sul Giornale di Sicilia. Il Giornale di Sicilia parlava di Sambuca che tra l'altro dice la piccola America d'Italia, il successo dei bandi per le case vendute a pochi euro ha fatto arrivare in paese numerosi statunitensi, la lotta contro lo spopolamento. E poi in un trafilettallato incentiva il turismo dato dalla notorietà all'estero, perché ha partecipato e ha vinto il concorso del Borgo dei Borghi, i ruderi ristrutturati a spese dei nuovi proprietari. Quindi che facciamo? Andiamo a cercare campanesi nel mondo, in Australia, gente magari di terza generazione che dice Italian, però non sa dire manco c'è Italia come Lady Gaga, e gli chiediamo di comprare una casa a €1 a Campana. A proposito, a case vuote come siete messi? Case vuote tantissime, ma sono di proprietà privata. Quindi fare il discorso delle case a €1 onestamente non è una idea che mi solletica molto, perché diciamo che ho visto troppe situazioni in altri paesi in cui si è partiti bene ma non si è arrivata a concretizzare. Io sto puntando a fare qualcos'altro, ossia a realizzare un B&B con i fondi del PNRR, per poi darlo in gestione ai giovani camparesi che abbiano voglia di investire in questo settore. Cioè, tipo in maniera tale diffuso. Come? Tipo l'albergo diffuso, come si vede ogni L'albergo tanto diffuso è già da un'idea un Barbieri. po' più suggestiva dal mio punto di vista, perché questo permette di accanto a questo B&B che di nostra realizzazione, chi ha voglia di investire può andare a recepire nuove abitazioni dai privati, in maniera tale che comunque ha un punto nevralgico centrale dove ospitare chi voglia venire a Campana, ma si dà la possibilità anche di avere dei mini appartamenti, ma sempre sotto la gestione di una sorta di cooperativa, di una società, quello che sia, che si prenda a cura del patrimonio che il comune va a dare. Stavo vedendo un attimo gli annunci delle case a Campana, perché a questo punto è interessante anche darvi qualche dato proprio. Ecco, a Campana, su un noto sito di case, c'è un bellissimo appartamento no, questo è asta giudiziaria, ecco, asta immobiliare pure questo. E che cavolo, tutta all'asta stanno ste case. Aspetta un attimo. No, ma ce Ecco ne sono qua. tante. Qui ce n'è un trilocale, 250 metri quadri, 3 locali, un bagno,
47.828 euro, oppure una bella casa indipendente da 63.771, però sono pure qui 245 metri quadri. Insomma, con quello che costano le case a Milano, se me ne regalate una vengo io a mettermi la residenza a Campana. Guarda, se hai 10.000 euro da investire, secondo me la trovi facilmente una casa da comprare. Quindi Mi sembra un'ottima idea. E una volta che io me ne venga a Campana, cosa trovo, oltre al bellissimo elefante di pietra che abbiamo raccontato altre volte in trasmissione? Beh, intanto trovi l'accoglienza della nostra gente che è particolare. Il campanese è un uomo di cuore, ti dà l'anima, soprattutto a chi viene per la prima volta. Poi troveresti il borgo medievale che adesso è in fase di ristrutturazione grazie ai fondi del PNRR, e quindi andiamo a ristrutturare l'antica torre normanna adiacente alla chiesa matrice, la copertura della chiesa matrice, la torre dell'orologio. Poi hai parlato anche dell'elefante di pietra, per cui aspettiamo i risultati dell'Università della Calabria per capire se la natura del megalite sia naturale o antropica, e se fosse troppo andare a datarla. Siamo in fase di, come dire, in evoluzione. Stiamo cercando di dare delle certezze a questa comunità che nel corso degli anni le ha perse. Stiamo cercando di dare una prospettiva futura, la valorizzazione soprattutto del nostro elefante. Senti, ma allora chiudiamo questa nostra conversazione in questo modo. Una piccola domanda prima di chiudere. Ma perché non partecipate al Borgo dei Borghi? In realtà ho partecipato l'anno passato, quindi ho partecipato, non ho capito bene come si votasse, nel senso che allora chiudiamola così. è stato Sì. un po' confusionario come bando, diciamo. Però sono sempre attento a queste cose, quindi avremo vediamo. modo di... Ma sì, facciamo il tifo per Campana. Italo Pietra scrisse di Aldo Moro, uomo del profondo sud: secoli di scirocco sono nel suo sguardo. E una frase così si potrebbe usare anche nei confronti della Calabria, tutto sommato. Secoli di scirocco sono nel suo sguardo. A Campana che vento si sta alzando? A Campana c'è un vento speranzoso verso il futuro, diciamo. Adesso non c'è più quell'animo rassegnato che c'era qualche anno fa. Purtroppo come dire, l'erosione del numero di abitanti comporta una certa, come dire, un certo disfattismo che comunque l'apertura di nuove attività ha arginato. Adesso diciamo che il clima sereno, l'unica vera preoccupazione per noi campanesi è la sanità, per cui ogni volta dobbiamo scontare questa grande pena, per cui capita che si perdano vite umane per il trasporto al primo nosocomio. Questo è il nostro grande problema, la sanità, la necessità di un ospedale vicino, una maggiore attenzione verso la medicina territoriale. Sembra che ASP Cosenza voglia realizzare un nuovo piano per le aree interne che ci è stato prospettato, che noi riteniamo proficuo. Speriamo che venga realizzato in tempi brevi. E allora speriamo in questo, perché c'è un'Italia, ribadisco, a torto definita minore, che merita molto di più, e merita anche perché è una dimensione umana che può aiutare tanto il benessere, e quando c'è benessere ne giova anche l'economia. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie tante Antonino, e un saluto a tutti i radioascoltatori. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 19, 5 minuti e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 976 di Zoom. Signori, il 19 di maggio si avvicina e con esso quota 1000, dobbiamo farci comunque una festazza di quelle clamorose. Vabbè. Comunque, avete visto i ragazzi del liceo Montessori di Roma mentre stavano dipingendo le mura della loro scuola. Perché parliamo di questo? Anche questo giovedì torna la nostra preside pittrice, la nostra Anna Maria De Luca, e questa settimana ci racconta un interessante esperimento, è un'iniziativa di cogestione Studenti Amo, che da 5 anni più o meno, salvo la pausa del Covid, coinvolge gli studenti 2 volte l'anno nella cogestione della scuola e li responsabilizza. C'è una bella differenza tra la cogestione e l'autogestione, perché più di 30 anni fa io in un'autogestione al liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia ho visto uno con una Aprilia RX 125, ci saranno ora orde di 40-45 anni che avranno avuto i brividi. Ve la ricordate l'RX 125? Sì, era una motocicletta da motocross di un certo livello prodotta dall'Aprilia, il quale insomma si infilò dentro il primo piano del liceo, fece 3 gradini a scendere, si fece tutto il piano terra, tornò indietro sgassando, dopodiché con un salto si fece anche 3 gradini a salire ed uscì. Ah, dimenticavo, era andato a correre in campagna, per cui lasciò proprio tutti i segni per terra di fango sul pavimento. Ecco, qui non parliamo di niente di tutto questo, parliamo di attività invece che responsabilizzano gli studenti, che allargano, se volete, come possiamo dire, lo spazio il loro sguardo anche sul mondo della scuola. Tant'è vero che mentre andrà in onda il nostro segmento vedrete anche i ragazzi che oggi sono andati ad Ostia a fare surf. L'avessi avuta io sta possibilità di andare a fare surf a Vibo Marino a Tropea, ma neanche per idea. Detto ciò, un'altra cosa, aveva chiamato il nostro ascoltatore Paolo da Gorizia la settimana scorsa chiedendo dell'errore che c'è stato nel concorso per la scuola secondaria. Bene, c'è anche la soluzione a questo giallo. Paolo, ascoltatela perché abbiamo risposto al tuo quesito. Per cui Sveva, se sei pronta, mo non piangere, sì, sono ad Ostia. Quelle foto sono state scattate ad Ostia, mi dispiace, erano lì a fare surf, a noi non è toccata sta fortuna. Che c'è? Un po' piango. Lo so, sorella, ma io purtroppo, pensa a me, 30 anni fa chi me lo doveva dire che un giorno gli studenti sarebbero andati a fare surf? Va bene, vai pure Sveva, vai pure, che così piangiamo assieme, vai. E allora, questa sera noi parliamo di scuola e la nostra preside pittrice, Anna Maria De Luca, stasera ci porta a conoscere un'iniziativa che si svolge nel suo liceo, il liceo statale appunto Maria Montessori. Questa iniziativa si chiama Studenti Amo, e adesso noi ce la faremo spiegare perché è una settimana dedicata a un momento di crescita per tutta la comunità scolastica e in particolare è stata ideata e progettata dalla professoressa Maria Cristina Schio, che è in collegamento. Buonasera professoressa. Buonasera a voi, buonasera. E poi abbiamo con noi un rappresentante degli studenti, l'amico Matteo Monosilio. Ciao Matteo. Piacere, grazie mille dell'intervista. Allora, siccome noi siamo cavalieri, cominciamo prima dalle signore. Professoressa, senta, ma come le è venuta st'idea? Allora, guardi, quest'idea nasce nel 2017, quindi sono già parecchi anni che noi la facciamo. Abbiamo dovuto interrompere ovviamente per il Covid, ma appena siamo tornati in presenza con tutte le precauzioni del caso l'abbiamo ripresa. E il primo, diciamo, di questa sorta di cogestione è stato a dicembre appunto del 2017. È stata un'idea che è venuta a me
e a un altro collega, il professor Turano, che adesso è dirigente di un istituto onnicomprensivo in Calabria, e ci è venuto in mente così, cioè un modo, diciamo, per collaborare e condividere con gli studenti una didattica diversa, una didattica laboratoriale. Era un po' quello che già facevamo nelle nostre classi, e comunque insomma il liceo Montessori non è solo un liceo di nome Montessori, nasce da una intenzione proprio montessoriana. La nostra sede, diciamo, centrale, che era quella all'epoca di rappresentanza che è a Via Livenza, è il primo palazzetto per maestre montessoriane del 1927, quindi fondato da Maria Montessori, e si sono succeduti dirigenti e docenti e colleghi che avevano avuto una formazione montessoriana. Per cui il discorso, insomma, della collaborazione e della condivisione, no? Insegnami, insomma, ad imparare, che è proprio di Maria Montessori, era un po' nostro, ecco. Quindi più che una cogestione, diciamo che il ruolo che hanno i docenti in questa situazione è un po' quello di collaborare all'organizzazione, però diciamo che insomma il grosso del lavoro è ovviamente lasciato agli studenti, anche perché devo dire che insomma i rappresentanti degli studenti negli ultimi anni sono stati quasi sempre, o per lo più, persone che avevano voglia, che hanno sempre avuto voglia di lavorare con noi e di collaborare a una scuola, insomma, una scuola come dovrebbe essere. Non mi piace dire una scuola diversa, perché la scuola è esattamente questa, secondo me. Ora lei non mi vede, nel senso che però io insomma spero tra un anno, massimo 2, di andare in pensione. Sono 25 anni che sono qui in questa scuola, quindi ho abbastanza esperienza per poter dire che questa è la vera scuola, cioè nel senso, no? Quella in cui si impara, in cui si impara ad imparare, si impara a parlare, si impara a gestire, insomma. Non vanno sempre bene le cose, attenzione, certo. Non è il paradiso sulla terra, è anzi tutto il contrario, proprio perché ci si scontra continuamente. Poi c'è la realtà, poi ci sono le variabili e ci mancherebbe, no? Però la cosa importante è che gli studenti, ma anche i docenti, capiscano che l'unica soluzione insomma è quella di lavorare insieme, ecco, e di non smettere mai di imparare. Ora sembrerò un po' retorica, di solito non lo sono, però questo un po' sintetizza il concetto anche per noi adulti. No, mi sembra molto chiaro. Poi soprattutto una cosa che vorrei sottolineare è questa idea della cogestione della scuola, che è un concetto diverso rispetto all'autogestione, che era quella roba che si faceva nelle occupazioni 30 anni fa, e io in una di queste occupazioni ho visto anche uno entrare con la motocicletta da cross sporca di fango, farsi il piano terra e uscire come se niente fosse. Fece anche 3 gradini a salire e a scendere. Lei ride, io bravo, queste cose le ho viste. Sì, fece una bella impennata per uscire. Ecco, appunto. No, va bene. Comunque la cogestione non è una novità, nel senso che la cogestione si faceva, insomma, non è completamente una novità. Diciamo che un pochino il titolo, insomma, la formula, questo studentiamo, è student ti amo, quindi abbiamo un po' giocato quando l'abbiamo ideato proprio su questo discorso, no? L'amore, il rispetto, insomma, verso gli studenti sostanzialmente.
e quindi anche essere attenti e attente alle loro richieste, alle loro esigenze. A scuola si parla troppo poco in realtà poi, no, dell'attualità o comunque del rapporto tra la cultura scolastica e il mondo che hanno intorno. Ripeto, non va sempre bene, non vorrei che venisse fuori da questo che sto dicendo un'immagine di perfezione che assolutamente non è. Anzi, guardi, proprio nel modo più assoluto. Abbiamo avuto negli anni sempre, insomma, ma come tutte le realtà, i nostri problemi, le nostre questioni, ma insomma, se si riescono a, diciamo, così comprendere e col ragionamento e col dialogo, sicuramente ne usciamo vincitori noi adulti per primi, che dobbiamo dare, io sono convinta di questo, insomma, che dobbiamo dare un esempio virtuoso quantomeno, e ovviamente gli studenti, senz'altro, e le studentesse. Matteo, Grazie. grazie a lei. Matteo, io vi ho visti impennare invece sui muri del liceo, però con pennelli e insomma e pittura. Che altro fate in questa settimana? Cosa state facendo adesso? Ma sostanzialmente io credo che l'importanza di questa settimana sia proprio il dare un tipo di scuola diverso, come diceva la professoressa, e che riesca anche a parlare di temi di cui purtroppo sia per direttive ministeriali che per purtroppo come da 20 anni a questa parte si evita di parlare, quindi anche la varietà di idee, di opportunità per una scuola d'attualità, per una scuola che sia più vicina al mondo che viviamo. E sempre riguardando a quello che diceva lei, io vorrei accodarmi sull'idea della scuola differente tra una autogestione o cogestione. In questo caso i professori si occupano principalmente della sorveglianza e del dare una mano agli studenti a organizzare i corsi, alla differenza con le occupazioni, che secondo me non andrebbero neanche paragonate, perché sono un'esperienza totalmente diversa che io ho sperimentato e ne ho preso anche le conseguenze, ma che credo sia totalmente diverso, visto che quello è più un atto di protesta più che di costruzione di qualcosa. Invece l'importanza di Studentiamo e della settimana lo gestita è proprio il fatto di costruire insieme ai professori una settimana diversa, una settimana di scuola orizzontale, di didattica orizzontale. Certo. Comunque, riprendendo la domanda, che sì, mi sono un po' perso, per quanto riguarda i corsi, noi stiamo facendo sia i retake per sistemare delle condizioni magari in cui gli studenti non si sentono proprio a loro agio nelle classi, perché magari sono spoglie e le vogliono personalizzare per renderle più proprie. Stiamo comunque facendo sia corsi sulle soft skill o banalmente corsi, come dicevo, sull'attualità, o un bellissimo laboratorio escape room realizzato dagli studenti in cui tramite domande sulla scuola e su proprio la storia di questo istituto, che è un istituto prestigioso e che ha una storia quasi centenaria, all'interno dell'escape room, per poi cercare di far imparare nozioni agli studenti che rimangano ma giocando. E sempre legandoci a Retake, stiamo anche realizzando qui in sede di Via Gasperia un bellissimo murale fatto proprio dagli studenti con le bombolette sulla frase forse più fondamentale di Maria Montessori, che racchiude l'elemento di queste scuole, ovvero la scuola è libertà. La scuola è formare i ragazzi ad essere liberi, a non farsi controllare. Certamente. Un'altra cosa che mi piace sottolineare, ma voi come fate a organizzarvi per tutti gli eventi? Cioè, se avete una gerarchia interna, chi è che detta, che scandisce i turni? Sostanzialmente su questo ci aiuta le direttive del 94. Se sentite una risata della professoressa Schio che diceva molto. Ne sto sentendo un'altra, sono è un tema due. abbastanza complesso, perché sostanzialmente c'è un comitato di gestione autoformato dai rappresentanti d'istituto, quindi coloro che vengono eletti dagli studenti a inizio anno, i rappresentanti della consulta e chiunque voglia partecipare alla vita attiva dell'istituto. E poi da lì, con una serie di riunioni, proposte sui corsi, ovviamente ci sono magari delle volte in cui quel corso è troppo complesso da realizzare o ci sono delle problematiche sull'organizzare quel corso, mai per via ideologica. Abbiamo fatto corsi di qualunque tipo senza mai porre un limite, perché penso che quello sia sempre da evitare nelle scuole, però magari ci sono dei problemi di logistica, e quindi
I rappresentanti degli studenti, insieme a un servizio d'ordine che io devo ringraziare perché sono 2 anni che ho questo ruolo e che mi affido a delle persone ottimali e che sanno sempre gestirsi anche le situazioni peggiori, e quindi c'è un grande gruppo di studenti che ha partecipato da tutti, siamo circa 50 a realizzare la settimana, ovviamente ognuno con dei ruoli diversi perché sennò sarebbe impossibile, ma sempre arrivando a una sintesi comune che possa dare il meglio all'istituto. Certo, e questa è la cosa più importante. Quale sarà il momento forte di questa settimana, secondo voi? Prima la prof, sempre perché prima le donne. Prof, secondo lei qual è il momento succoso sta settimana? Ma guardi, c'è stato già questa mattina un incontro abbastanza importante per la tematica sul femminicidio, che ha visto insomma l'aula abbastanza piena, una giovane scrittrice esordiente, la dottoressa Iannaccone, che ha scritto un breve pamphlet, diciamo così, e che ce l'ha illustrato, quindi questo sicuramente. Poi ci sarà un incontro con la rappresentante delle donne iraniane qui a Roma, in Italia, che è stata tra l'altro premiata da pochissimo come insomma donna dell'anno tra le tante, una ragazza giovanissima di 25 anni che non può tornare in Iran perché è perseguitata, lei e la famiglia, per cui insomma buone cose di personaggi che non devono necessariamente essere famosi, ma devono essere di rilievo per quello che possono essere, no, le tematiche che portano con loro e aprono poi le porte alla possibilità di continuare ovviamente la discussione. Matteo anche si è occupato di cercare insomma sul territorio delle persone e delle situazioni soprattutto per cui verranno a parlare anche i ragazzi della consulta e poi Matteo qualcos'altro c'era di molto importante. Io credo che quest'anno forse i corsi in cui ci spingiamo sull'attualità, che poi forse anche per deformazione professionale sono i miei preferiti, però credo che sicuramente uno dei più importanti ospiti che avremo e dei corsi più interessanti sarà quello in cui andiamo ad analizzare il caso Paragon, in cui verrà proprio una vittima delle intercettazioni, ovvero Don Mattia Ferrari, il cappellano di Mediterranea. Poi avremo un corso con la rappresentanza della rete degli studenti medi per spiegare l'importanza del sindacato studentesco e qual è il ruolo che molte volte viene ignorato anche dagli studenti stessi quando poi è il loro sindacato, tra virgolette. Un altro corso importantissimo che porteremo quest'anno è l'importanza della salute mentale con l'associazione Chiedimi come sto, che 2 anni fa propose una proposta di legge proprio per riformare la situazione del sport dell'ascolto all'interno delle scuole. Per quanto riguarda i corsi che abbiamo portato, io sono 2 anni che faccio questo ruolo, quindi ricordo anche in passato abbiamo avuto ospiti del calibro di Massimiliano Bruno o di Pietro Durano, che è comunque un altro attore famoso, che è anche presidente di Arcigay, se non sbaglio, e anche Riccardo Nuori, quindi il portavoce nazionale di Amnesty, che ci ha portato una ricchezza di cultura e di situazioni nel mondo fondamentale, anche perché è venuto a trovarci proprio allo scoccare dell'anno di guerra di genocidio a Gaza sostanzialmente, quindi ci ha portato anche una ricchezza di argomenti e una preparazione che è riuscita a portare a tutti gli studenti una cultura su questo tema. Va bene, allora io vi ringrazio e insomma buon studentiamo. Grazie mille a lei per questa possibilità di incontro, davvero. Prego. E quando vuol venire a trovarci noi l'aspettiamo. Ah, molto volentieri, molto volentieri. Ne parlerò con chi di potere. Grazie. Grazie Va ancora. Bene, grazie a lei. Prego. Arrivederla. Grazie. Arrivederci. E allora, dopo aver sentito la voce, insomma, degli studenti e dei prof, parliamo direttamente con la padrona di casa, che ritrovo anche questo giovedì
e la ringrazio come sempre del suo tempo e della sua cortesia. Anna Maria De Luca, la nostra dirigente scolastica, ma a me piace dire preside, nonché pittrice. A proposito, quadri nuovi ne hai dipinti? Ultimamente no, però spero di farlo ad aprile, abbiamo un po' di vacanza per Pasqua, ci sono anche dei ponti, 25 aprile, 1 maggio, quindi spero di riprendere il pennello in mano tra poco. Buono, buono, anche perché andate a visitare il suo sito, insomma, annamariadeluca.it, perché trovate le sue tele, vi assicuro che sono ottimi elementi e spunti di riflessione. Ma detto questo, parliamo invece di scuola. Allora, cara Anna Maria, ma questo studentiamo, tu arrivi al Montessori, trovi questa iniziativa che è in atto da anni, come ti è sembrata? Com'è stato il primo impatto? Ma allora, Studentiamo si fa 2 volte l'anno, sono 2 settimane co-gestite, una in autunno e l'altra appunto adesso, è cominciata oggi. È un'iniziativa particolare, non è un'attività che normalmente si fa nelle scuole, ma io credo che possa diventare anche un modello replicabile, perché è importante far sentire ai ragazzi che non subiscono la scuola, ma che vivono la scuola, no? Che hanno un ruolo attivo, propositivo, e che questo ruolo attivo e propositivo è condiviso e valorizzato da noi adulti. Quindi credo che abbia un grande valore pedagogico. Poi le attività sono molto belle. Stamattina, per esempio, abbiamo avuto l'autrice di un libro sul femminicidio, sulla storia di una donna uccisa, di una ragazza uccisa dal suo ex, Anna Borsa. Appunto, mi fa piacere ricordare il nome perché è appunto una ragazza. Sì, Valentina Iannaco, che sarà nostra ospite prossimamente, tra l'altro. Esatto, e pensa che l'ora successiva avevamo programmato la lezione di autodifesa a scuola, no? Sì, poi abbiamo alcuni ragazzi che invece sono a Ostia in questo momento a fare lezione di surf, quindi abbiamo anche attività sportive, non solo attività diciamo di studio. E quindi è un programma molto variegato, avremo altri che faranno attività in bicicletta, insomma ci sono attività sia esterne che interne. Posso E credo suggerire, vi che manca solo la radio. la stiamo costruendo, la web radio. Nell'anniversario No! di Marconi, sì. Infatti volevo parlartene in un'altra puntata. Va bene, andiamo avanti perché mi sto già leccando i baffi e le orecchie. Prego. E quindi sicuramente una iniziativa ottima, ideata da una professoressa della scuola, Maria Cristina Schio, che è stata molto brava in tutti questi anni e come diceva lei prima, tra 2 anni andrà in pensione e quindi sicuramente è un'eredità che noi continueremo a portare avanti. Ecco, e questo mi sembra molto positivo. Mentre voi portate avanti questa eredità, tra l'altro, ripeto, ribadisco il mio apprezzamento per il concetto di cogestione, perché appunto io ho visto autogestioni, lo dicevo prima, in cui con la motocicletta da cross mi sono entrati nel liceo e poi hanno fatto 3 gradini a scendere e 3 a salire, ma per fortuna questo da voi non succede, anzi ho visto che invece lo hanno visto anche i nostri ascoltatori, addirittura vi mettete a pitturare le aule, a fare in fondo la manutenzione, che è anche un modo, se mi posso permettere, per avere cura della cosa pubblica e capire che siccome è pubblica ne dobbiamo avere cura tutti. Quindi se permettete lo trovo molto formativo anche questo da parte vostra. Però Anna Maria, insomma, c'era il buon Paolo da La Gorizia. cogestione Sì, è anche un modo per arrivare meglio all'autogestione, nel senso che noi abbiamo avuto l'occupazione in autunno della scuola, però la nostra è stata praticamente l'unica scuola che non solo non ha avuto nessun danno, ma che addirittura è stata lasciata pulitissima. Cioè, i ragazzi, io ho fatto un accordo con i ragazzi per cui loro alle 6 lasciavano la scuola. Tra l'altro è stata occupata non dai nostri, che non avevano nessuna intenzione di occupare, ma da universitari che avevano deciso di occupare. Io quindi alle 5:30 mi sono piazzata in macchina davanti al cancello perché temevo che uscendo loro magari qualcun altro potesse entrare a fare danni per poi dare la colpa a loro, no? sì. Quindi per tutelarli mi sono messa lì davanti. Alle 5 comincio a vedere questi ragazzi con scope, pali secchi, detersivi, perché stavano pulendo. Cioè loro prima di lasciare la scuola hanno pulito tutto. Guarda, non ho trovato un banco fuori posto. La scuola l'hanno lasciata pulitissima,
meglio dei giorni normali, ti dico. Quindi è vero che hanno occupato, però a differenza di altre realtà, noi abbiamo avuto questa esperienza e credo che sia il frutto anche, come dire, del rispetto nei confronti della loro scuola che i ragazzi stessi hanno. Pensa che per esempio avevano preso gli estintori e li avevano messi tutti in una stanza per proteggerli dal rischio che magari qualcuno esterno potesse entrare e fare danni, no? Quindi sì, è vero che hanno occupato, però è vero anche che hanno avuto un grande, quindi un grande rispetto verso la scuola. E probabilmente questo è successo proprio perché veniamo da anni di studentiamo e di processi dove la scuola è cosa dei ragazzi, no? Io, sai, finché ero in Calabria combattevo, vabbè, io in primo grado in Calabria, però combattevo molto sul fatto che la scuola non è cosa nostra, ma è cosa dei ragazzi, perché sai che Sì. anche nelle scuole ci sono molte infiltrazioni, appalti, eccetera, no? E quindi per me il discorso era un po' diverso, però per esempio che ogni ragazzo fosse responsabile del proprio banco, per quanto potesse essere piccolo, no? Già questo era un simbolo, per quanto piccolo, per dire ok, io non devo scaraboccare sul banco, non devo mettere le gomme sotto il banco perché questo banco è mio cioè, è dello Stato, però è in carico a me fino a che io uscirò, no? Quindi creare questo senso civico già nei piccoli. Qua chiaramente siamo in un liceo, è tutto un altro discorso, però è importantissimo vedere come questi processi che possono sembrare anche un po' naif, apparentemente, in realtà danno dei grandi risultati proprio di senso civico, di educazione alla cittadinanza, al rispetto, anche perché guarda, dentro la scuola in questa settimana sono rappresentate tante istanze, adesso arriveranno delle ragazze iraniane, non so se la professoressa ne ha Sì, sì, parlato sì. prima. Avremo anche incontri sui diritti umani, raccontate proprio da chi in prima persona ha vissuto queste esperienze. Quindi sicuramente un'esperienza. Poi spero che la professoressa possa continuare a collaborare anche quando andrà in pensione, perché è Beh. veramente una bella cosa quella che ha messo in piedi, sì. Ma guarda, io lo apprezzo molto anche perché mentre tu parlavi e dicevi: "Mi hanno lasciato la scuola a posto", io pensavo alla buonanima del segretario del liceo classico Michele Morelli, ora non so come si chiamano i segretari, ma, al Il tempo la direttore dei servizi generali amministrativi. ecco, a posto. No, noi lo conoscevamo solo come il segretario, la buonanima del buon ragioniere Fortunato Profiti, pace all'anima sua, il quale Mhm. dopo ogni occupazione faceva il giro del liceo e segnava tutti i danni che doveva far ripianare al ministero. Per cui, a maggior Ecco. ragione, ecco, mi pare che sia un bel cambiamento di paradigma e di passo. Diciamo che le Ma sue ci sono lacrime non state sono state scuole che hanno vane. avuto danni, eh? Ci sono Mm. state scuole che hanno avuto danni seri anche quest'anno, però non è stato il nostro caso. Ecco, se imparano a cogestire, evidentemente poi dopo queste cose non succedono. Anna Maria, senti, per avviarci verso la fine di questa Sì. conversazione, grazie per averci alzato la palla con Studentiamo, volevo sottolineare questa cosa qui. Allora, la scorsa settimana ha telefonato Paolo da Gorizia e chiedeva appunto delle prove scritte del concorso ordinario per la scuola secondaria 25, 26, 27 febbraio, dove c'era questo quesito sbagliato, il quesito numero 4 dell'ultimo turno d'esame, che riportava, sto leggendo l'ANSA, 4 possibili risposte che sono state accertate tutte come errate, non permettendo di attribuire alcun punteggio ai candidati nel turno di prova interessato. Ecco, mi pare che oggi il Ministero abbia preso una decisione. Sì, allora guarda, questa è una vicenda un po' particolare, Mm, cioè, nel senso che sempre succede nei concorsi di qualunque tipo, non solo della scuola, che possano esserci delle domande errate, però io posso capire, o delle risposte errate, però io posso capire che uno possa sbagliare una risposta ambigua, ma una risposta di questo tipo, cioè l'errore in questo caso era semplicemente il nome di battesimo di Erickson. esatto. Cioè invece di Eric Erickson era stato scritto Milton Erickson. Ora, cioè, capisci che non è sì un errore, ok, però chi è che sbaglierebbe una risposta del genere in base al nome di battesimo? Cioè, è abbastanza anche strumentale come critica, no?
cioè comunque Erickson lo sappiamo tutti, psicologo, psicanalista tedesco, cioè adesso insomma questo, vabbè, comunque non vorrei dilungarmi in questo. Comunque ti dico, il Ministero è intervenuto. Il Ministero è intervenuto e l'errore è stato accertato e ha proceduto con un decreto del direttore generale per il personale scolastico. Il quesito è stato, definiamolo errato, no? È stato annullato e ha disposto anche il rifacimento da parte dei candidati di quel turno, perché una data maggio. Ok, questa è una soluzione che il Ministero insomma, ha cercato, ho pensato bene come poter uscire da questo problema, che poi un problema in realtà non era, perché comunque dai, il nome di battesimo di un autore come fa a essere definito un gravissimo errore? Comunque hanno sentito l'Avvocatura Generale dello Stato e appunto questa soluzione è stata trovata dal Ministero con il conforto dell'Avvocatura, che l'ha considerata come l'unica procedura corretta per garantire la par condicio dei partecipanti al concorso, perché chiaramente ogni occasione è buona per fare un contenzioso, no? Sì. Però insomma, se tu guardi nei concorsi precedenti, voglio dire, nel concorso del 2020 c'erano 93 quesiti errati, no, veramente errati, no? Cioè, adesso fare tanto rumore per nulla, per un nome di battesimo, è veramente pretestuoso, pretestuoso. Esatto, è veramente da Azzeccagarbugli, per citare il buon Mazzoni. Ancora una volta il vecchio Alessandro è stato perso. Lo dovremmo riscoprire, Manzoni. Senti, Anna Maria, allora, per questa settimana quindi ci sentiamo e per la prossima. Un po' di vacanze del Pasqua, quindi ci rilasseremo un pochino, poi comincerà il periodo pre-esami di maturità, e quindi un periodo molto particolare per i ragazzi, però poi dopo libertà, università, nuove prospettive future, un periodo di transizione. È vero, questo è il momento in cui uno un po' si sente, lo dico in dialetto, si sente, come potremmo tradurlo in italiano? Dammi una mano. Si sente un po' non depresso, ma un po', ecco, ottuso nella sua sensazione di felicità. La sua felicità arrotonda di molto gli spigoli e si sente un po' compresso, ecco, diciamo così, perché non è ancora proprio fuori dal liceo, ma non è ancora pronto per pensare all'università. È proprio quel momento di buio prima dell'alba. Sì, è una fase molto delicata, molto delicata. Davvero, davvero. Ma saprai come Comunque siamo accompagnarlo. sopravvissuti tutti, quindi Beh, confidiamo che sì, come in tutte le fasi della vita, a un certo appunto. punto tutto finisce, no? La notizia buona è che a un certo punto tutto finisce. Però Quindi dopo comincia sempre qualcosa di nuovo, quindi a maggior ragione. Ogni fine è un inizio, dai. Questo conta. Grazie, ok, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. grazie. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
A te la linea. Grazie cara Sveva. Allora, noi abbiamo ascoltato Bartali nella versione di Enzo Iannacci, a noi grazie a 1979. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata alle 19:42 minuti e 22 secondi. Ho qui un comunicato appena mandato dalla nostra Consuelo Locati, l'avvocato di Sereni e Sempre Uniti, che si occupa appunto di rappresentare i parenti e le vittime del Covid. In quel di Bergamo in Italia, sentite un po' qua, c'è una storica sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite. Oggi le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno emanato una decisione che radicalmente cambia lo scenario giuridico del reato di epidemia colposa e che potrebbe far riaprire i procedimenti italiani sulla gestione della pandemia del 2020. Oggi infatti le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno deciso che il reato di epidemia colposa in forma omissiva è configurabile ribaltando di fatto tutte le pronunce in cui è stata disposta l'archiviazione in base a una legge del 1929 che prevedeva che il reato di epidemia ci fosse solo se taluno sparge il virus nel mondo. È chiaro che questa decisione riapre tutti gli scenari processuali e cercheremo di riaprire i processi e in ogni caso questa pronuncia non può non essere parte del procedimento penale avanti il Tribunale di Roma, radicato nei confronti degli ex direttori generali della prevenzione presso il Ministero della Salute. Commentano i legali del team che segue i familiari delle vittime del Covid, Consuelo Locati, Giovanni Benedetto, Luca Berni, Alessandro Pedone e Piero Pasini. Di fatto la decisione di oggi delle sezioni unite della Corte di Cassazione sul ricorso originato al Tribunale di Sassari conferma la ragionevolezza della maxi indagine della Procura di Bergamo, che aveva indagato 20 persone tra politici e tecnici e dà atto della validità della battaglia di verità e giustizia portata avanti da 5 anni dai familiari delle vittime e dai loro avvocati. Abbiamo finito per questa sera, abbiamo in extremis diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, lo mandiamo in onda, dopodiché sigla e ci salutiamo con Giovanotti, la gente della notte del 1990. Grazie per essere stati con noi. Domani 17:30 chilometro Zoom con Lorenzo Viviani a fare ulteriori malefatte. E che dire di più? Che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Improvvisa inversione di tendenza negli sbarchi degli immigrati provenienti dall'Africa settentrionale nei primi 3 mesi di quest'anno. Infatti, i tradizionali sbarchi su Lampedusa sono bruscamente diminuiti del 60%, mentre quelli sulle coste spagnole, in particolare sulle Canarie, che sono delle isole iberiche nell'Oceano Atlantico, sono aumentati di ben il 277%. Un vero boom. Che cosa è successo? Non lo si sa per certo perché le fonti ufficiali sono mute a questo proposito, ma la sensazione è che siano finalmente arrivati in Tunisia i fondi del memorandum con la UE che erano rimasti a lungo sospesi. Adesso infatti la Tunisia si è messa ad esercitare un controllo serrato sulla mafia dei suoi scafisti. Dalla Libia inoltre le partenze sono rese difficili dall'anarchia che regna nel paese, ecco perché le rotte dei migranti clandestini si sono spostate ad ovest, anche se l'Oceano Atlantico è molto più pericoloso da attraversare con degli scafi precari di quanto non lo sia il Mar Mediterraneo, ma la situazione comunque non è definitiva.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.